Si è svolta la sesta edizione della manifestazione Sicilia in Bolle, una 2 giorni con lo splendido scenario della Scala dei Turchi al Madison, riveduta nel suo iniziale programma dovuto alle limitazioni del Covid-19, ma che ha suscitato tantissimo interesse. Un seminario con degustazione ha caratterizzato la prima giornata di Sicilia in Bolle, relativo al metodo Martinotti in Sicilia, che ha visto la partecipazione degli enologi Giacomo Ansaldi e Tonino Guzzo. Sicuramente in un momento così particolare è un atto di coraggio dedicato al mondo del vino, quindi Sicilia in Bolle ha avuto veramente questa grande intuizione di ripetersi anche in difficoltà, sarà un evento che ci darà molte soddisfazioni. Noi oggi parleremo di spumanti, ovviamente di metodi di produzione spumanti, soprattutto il metodo Martinotti, oggi anche chiamato Charmat, per cui saremo molto ben lieti di poter comunicare alla platea questi metodi che hanno reso famoso lo spumante nel mondo e prevalentemente anche in Sicilia. Come la stagione quest'anno? Una grande stagione, commentavamo poc'anzi con il collega Guzzo, che veramente non per essere retorici, ma grazie all'andamento climatico e a una produzione regolare siamo riusciti a portare in cantina delle uve straordinarie, soprattutto proprio per la bollicina, perché non essendo stata un'annata eccessivamente calda le uve si sono maturate perfettamente con un quadro acidico ottimale e quindi ci aspettiamo un 2020 all'insegna di una grande bollicina, e così magari possiamo cancellare questo momento di dramma del Covid. Speriamo che vada tutto bene, ci sono i presupposti perché tutto vada bene, i controlli, siamo tutti monitorati, siamo tutti a distanza, quindi speriamo bene. Ecco, che annata si prevede? Parla annata di vino 2020, annata di vino 2020 paradossalmente è un'annata veramente tra quelle più belle, sì, molto buone. I vini che abbiamo in cantina ormai quasi tutti vini a fine fermentazione hanno dato degli ottimi risultati perché le uve da cui venivano erano uve sane, che avevano avuto un ciclo fisiologico ideale per le condizioni climatiche favorevoli, quindi delle ottime uve che danno sicuramente degli ottimi vini, sia bianchi che rossi. L'appuntamento di questa sera è un po' particolare, qui in sala con tanti enologi, insomma una platea qualificata. Di cosa parlate esattamente? Questa sera parleremo del metodo di spumantizzazione in autoclave, Martinotti o Charmat. I francesi lo chiamano Charmat, noi che siamo italiani campanilisti lo chiameremo Martinotti, di questo metodo che ci permette di esaltare i caratteri varietali delle nostre varietà, ma anche dove viene utilizzato appunto per questo, per esaltare i caratteri di freschezza dei vini. Nonostante le difficoltà che conosciamo tutte del momento, abbiamo deciso di continuare un appuntamento importante che è Sicilia in Bolle, sesta edizione. Abbiamo voluto ulteriormente arricchire l'evento con l'inserimento del concorso Miglior Sommelier di Sicilia, che già stamattina ha avuto una prima fase che proseguirà domani con le finali e con appunto la proclamazione del vincitore. Un evento importante che dimostra come l'associazione regionale crede molto in questo evento e di conseguenza cerca di investire tutte le energie possibili che è in grado di mettere in campo. E apriamo subito dopo questa intervista con il metodo Martinotti, ad esempio, che è una produzione siciliana molto oramai apprezzata e riconosciuta un po' anche fuori, diciamo, i nostri confini regionali, e da questo iniziamo il nostro Sicilia in Bolle per promuovere intanto un prodotto e poi per consolidare i vari gemellaggi che abbiamo fatto negli anni con Altalanga e per la prima volta Altalanga quest'anno e il Trento Doc per il terzo anno, per così dare un termine di paragone e di crescita anche al nostro movimento, che non, per carità, dico come qualità, secondo me già ci siamo, però sono dei mostri sacri che già sono ben consolidati in ambito nazionale e internazionale. Il secondo giorno si è caratterizzato in particolare con il concorso della finale del miglior sommelier siciliano, che si tiene per la prima volta nella nostra regione, infatti in collaborazione con Cristiano Cini e Sicilia Doc.
4 i giovani sommelier selezionati che hanno partecipato alla gara: Daniela Lucera, Pietro Giordanella, Laura Piscopo, Giovanni Pistorio, che sono stati esaminati da una qualificata giuria formata dallo stesso Cini, Roberto Anesi, Alessandro Carruba, Camillo Privitera e Flavio Catalano. Bello perché è un momento importante, è il primo miglior sommelier della storia di Sicilia, quindi oggi è una giornata di festa per tutti. Questa è già una selezione perché stamattina c'è stata la prima vera prova, i concorrenti erano 8, questi sono i migliori 4 che sono classificati. Hanno risposto a delle domande in un questionario molto difficile sulla Sicilia, ma non solo, l'argomento era largo fino a tutto il mondo, e poi hanno degustato 2 vini alla cieca. Hanno fatto una relazione su un produttore siciliano, i punteggi più alti, 4, si sfideranno oggi qui sul palco. Playoff, quindi 2 coppie che si scontrano, i 2 vincenti, la finale vera e propria che sarà a 2. Oggi degusteranno la cieca, vini siciliani, e vediamo se saranno così capaci di riconoscerli, ma sicuramente sì, visto la loro grande preparazione e grande professionalità. Avranno a che fare con 2 commensali, come in un ristorante, una simulazione, che gli chiederanno di fare decantazioni, chiederanno un po' di cose sull'abbinamento cibo-vino e altre situazioni. E poi la prova finale è sulla comunicazione, quindi ci saranno un personaggio, anzi un'etichetta all'inizio siciliana molto conosciuta, un territorio siciliano e un personaggio sempre siciliano. Vediamo chi sarà il primo vincitore del miglior sommelier di Sicilia. Le fasi successive quali sono? Chi vincerà oggi andrà a fare il miglior sommelier d'Italia, quindi sarà a rappresentare la Sicilia tutta intera nel contesto nazionale. Bene, perché finalmente avremo un concorrente siciliano per la prima volta che approderà fra un mesetto e mezzo, anzi sì, primi di dicembre, quindi tra poco, alla fase finale che si svolgerà probabilmente in Firenze alla Leopolda, e lì speriamo che se la cavi alla grande, come hanno dimostrato già nelle prime prove qui. Un parere su questa manifestazione, su Sicilia in Bolle, che quest'anno è un po' riveduta e corretta, ma sicuramente sempre di grande livello, di prestigio, si parla sempre di vino, insomma molto interessante nell'ambiente. Assolutamente, io credo che il voler continuare, nonostante il periodo che viviamo un po' complicato, a portare avanti una manifestazione che è diventata importante sul patrimonio intero dell'Italia tutta, nazionale, è un qualcosa di intelligente. Bello perché si è fatta cultura, si è fatta diffusione di valori importanti, la Sicilia non è prevalentemente bolle, ma comunque un argomento da trattare, e far capire le specificità legate anche a una tipologia di vino, quindi con le bollicine rispetto alla Sicilia tutta, è un argomento che interessa tantissimo. Grande partecipazione nelle masterclass, argomenti che sono stati trattati davvero con grande, direi, intelligenza e sensibilità, e io credo che tutte le persone che hanno vissuto e vivranno questi 2 giorni con noi usciranno sicuramente arricchiti sul tema centrale, che è la Sicilia che produce vino. Parliamo di questo premio che voi state organizzando, di cosa si tratta esattamente? Il premio è il miglior sommelier della Sicilia, è la prima edizione, è la prima volta che viene organizzato in Sicilia questo concorso, è un momento associativo di grandissimo interesse, è una grande opportunità per tutti i soci che hanno la possibilità di approfondire gli argomenti, perché insomma l'AIS si occupa principalmente di alta formazione, quindi fare uno studio su tutte le realtà della Sicilia e competere fra di loro. Il primo classificato, quindi il miglior sommelier, poi accederà di diritto alla semifinale nazionale come miglior sommelier d'Italia. La selezione come avviene? Secondo quali criteri? Abbiamo fatto un test con 29 domande, principalmente sull'enologia regionale, ma anche dei focus insomma, sui vitigni nazionali e internazionali, e una relazione su un personaggio importante della Sicilia. Passato questo hanno accesso ai playoff, infatti oggi saranno i playoff, quindi il primo contro il terzo e il secondo contro il quarto. Allora, il vino si presenta con una bella veste luminosa, sicuramente un giallo oro carico con dei riflessi veramente accecanti. Scorre fluidamente nel calice e comunque si vede che ha già una buona struttura. Al naso si apre sicuramente con una bella intensità, l'impatto è sicuramente piacevole al naso e mostra una buona complessità di profumi. Si notano note di frutta a polpa gialla, delle note speziate,
della vaniglia, si sente un tocco di acacia, una bella complessità anche nei toni, un po' di erbe aromatiche, un tocco di salvia, sicuramente una bella finezza. In bocca il sorso è sicuramente pieno, caldo, ha una buona morbidezza, è una bella scia sapida e persistente, un vino di corpo, con un buon equilibrio. Sicuramente penso che questo sia un vino che abbia fatto un passaggio in legno, con una vinificazione in acciaio e un affinamento in legno. Penso che possa essere da normale vendemmia, quindi con una maturazione tecnologica normale. Penso che sia un Sicilia Chardonnay 2018. Una velatura leggermente dorata ma di grande luminosità. Al naso il vino subito si presenta di una bella intensità, è fine, elegante, apre subito con delle note che ci fanno pensare a della frutta matura, frutta proprio gialla, una pesca bianca, del mango, della frutta tropicale. Il tutto è accompagnato anche con delle note fruttate che ci ricordano un po' il cedro candito. Continua poi con queste note che ci ricordano un po' la pasticceria, quasi delle note di burro, in un finale che denota una bella mineralità. Al gusto il vino è deciso, è rotondo, denota già una bella struttura. Il tutto è accompagnato da questa acidità che comunque è presente, che rinfresca il palato nonostante abbia questo volume liquido che gli dà un po' di larghezza a questo vino e anche una mineralità in termini di sapidità finale. Anche al palato il vino è intenso, ha una buona persistenza. Adesso l'ho assaggiato anche al naso, ritornandoci un attimo, anche questo modo proprio di vaniglia, come se il vino avesse fatto sicuramente un passaggio in legno. Penso che si tratti di un vino che sia un monovitigno, vinificazione in acciaio, affinamento legno, vendemmia tecnologica. Potrebbe trattarsi di uno Chardonnay, Sicilia Chardonnay 2018. Allora, il nostro vino si presenta al calice dotato di una solare luminosa veste giallo paglierino con giusto qualche riflesso dorato. Al naso i profumi sono intensi e spaziano da note floreali come ginestra, camomilla, gelsomino, a note agrumate, zagara, un po' di pera. Ma soprattutto quello che avverto sono delle bellissime sensazioni di erbe aromatiche, la salvia per tutte, delle sensazioni anche di vaniglia e di mandorla amara. Il sorso è pieno, ma ben equilibrato da una bella spalla acida del vino, si spande dal centro bocca e si avverte viene attraversato da una bellissima scia minerale che lo accompagna e lo soggilla in una persistenza con un'importanza minerale davvero interessante. Ritornano poi queste bellissime note aromatiche proprio di giardino mediterraneo. Tra la sabbia adesso avverto anche un po' di rosmarino.
Allora, direi che è una vitigno minimo 85%, monovitigno, vinificazione in acciaio, nel leggero affinamento in legno, nell'egna tecnologica. Sulla tipologia pensavo più a un grido per le note un pochino più aromatiche. Possiamo andare avanti con il rosso? Subito la valutazione del primo campione, ha una bellissima lucentezza, dei bagliori molto invitanti, cristallino. A valutare il colore, è un giallo paglierino con una leggera nuance verdolina. Al naso si apre su sentori fruttati, un naso abbastanza intenso, diciamo la prima famiglia appunto è quella della frutta, con sentori di pera, di ananas o qualche nota di spezie dolci, leggermente su una nota di vaniglia, del melone giallo e un finale su del pieno comunque dell'erba un po' allassabile. Il finale è fresco, questa spalla acida molto presente, una freschezza quasi mentolata, una buona persistenza su questa nota balsamica con un bel finale sapido o questa silivazione un po' limonciosa in bocca. Un vino spostato leggermente sulle parti dure, un vino che valuterei abbastanza armonico con un punteggio di 85 centesimi. Per quanto riguarda il vitigno, credo sia un monovitigno, abbiamo un caricante, vinificazione in acciaio, affinamento in acciaio, vendemmia tecnologica, Etna Bianco 2017. È il primo miglior sommelier di Sicilia, cioè significa che per tutti e quattro è la prima volta su un palco, e questo, credetemi, non è una cosa semplice e facile, quindi la difficoltà maggiore è quella di superare l'emozione, gestire davvero tutte le sensazioni che ti arrivano al passo e riuscire a dare il meglio di se stessi. Quindi, a prescindere, l'applauso è per tutti e quattro. Questo questa è una gara e quindi la giuria deve fare il suo lavoro, quindi siamo qua per questo. Vi vorrei tutti e quattro qua come siete stati in playoff, così almeno. Quindi Daniela e Piero, ok, accanto a Daniela, e Laura e Giovanni. Ok, non vi spaventate dei punteggi, perché la giuria è fatta di 5 persone e un solo punto di differenza significa 10 punti di differenza sulla somma, quindi questo che sia chiaro, se no i punteggi potrebbero essere comunque mal interpretati. Allora, il primo playoff Daniela ha fatto 471 punti e Piero ne ha fatti 520, quindi passa. Allora, prima cosa, sono due punteggi molto alti, quindi hanno fatto una bellissima prova, hanno preso tutti e due i vini, quindi questo è già qualcosa di significativo, e la differenza è stata che Daniela ha saltato alcuni passaggi che la giuria non ha purtroppo potuto assegnare. Il punteggio nei vini non c'è stato, l'abbinamento nei vini non c'è stato, e quindi la differenza di 50 punti sono semplicemente 5 punti per giurato.
che si assumono così, quindi niente di... però devo dire, sei tosta, sei molto brava, dei gusti molto bene, quindi... La seconda prova sono stati nei vini meno precisi rispetto a loro due. Il loro punteggio è un po' più basso, ma sinceramente io li ho visti quando sono venuto qua la prima volta, quasi un anno fa, a fare una giornata con loro, li ho visti ieri, li ho visti stamattina, quindi vi dico che sono 4 persone che saremo contenti di avere al prossimo universo militare tutti 4, quindi siete comunque meritevoli di questo è. Allora, Laura ha fatto 431 punti e Giovanni ne ha fatti 391. L'altra differenza sta nel fatto che Giovanni si è scordato la bocca del vino e quindi ha beccato veramente poco sul secondo vino. Ha detto che era un'etna, ma non l'ha descritto. Quello che conta nelle nostre schede è come tu racconti il vino. Quindi questo per noi è fondamentale. Quel pezzo gli ha dato purtroppo il punteggio, però non fa niente, cioè complimenti davvero, siete bravissimi, quindi il prossimo anno qua sul pezzo magari venite a trovare la selezione per fare fra un mese l'universo militare. Grazie, quindi rimangono Piero e Laura, gli altri vi ringrazio. Il punteggio più alto è quello di Piero, quindi Laura sarà accompagnata fuori. Una fotografia che rappresenta un po' il castello dove lui trascorreva le vacanze, era la casa preferita di questo importante scrittore, e scrive questo nel Gattopardo. Quindi questa è una dedica che fa un po' racconta perché la moglie di Giacomo Rando prese questa immagine di questo castello rappresentata dietro un cielo di stelle che comporta proprio questo, perché racconta di questa storia d'amore di Tancredi. Nel tempo ne approfitto, vi servo anche quindi una bellissima storia d'amore che viene raccontata in questo Gattopardo, dove Tancredi era innamorato di Sedata. Tra l'altro l'azienda di una Lucanda produce appunto anche questi due vini, uno dedicato proprio a Tancredi e l'altro invece il Sedara appunto. Finisce cosa succede questo? No? No. Diceva il giorno Furata, una delle aziende più storiche siciliane, creato da Giacomo Rallo. L'azienda già veramente era un'azienda persistente, una famosissima azienda Rallo, solo che nel 1983 Giacomo Rallo decide con la moglie Gabriella di creare questa bellissima azienda, l'azienda Donna Fugata, destinata poi successivamente a grandi successi. Il nome Donna Fugata proviene dal fatto che ricorda il romanzo di Tommaso di Lampedusa, di Gattopardo, in cui questa donna, questa regina da Napoli, viene in Sicilia e va a rifugiarsi proprio in questi territori. E qui il nome di Donna Fugata, per appunto. All'interno del vino abbiamo, oltre al Nero d'Avola, la presenza di Syrah e Petit Verdot, e il vino è stato ottenuto in collaborazione con il compianto Giacomo Takis, che in quegli anni si trovava proprio in Sicilia, alla Coglia di Diego Granera, all'Istituto Vita e Vite, trasformando insieme a tanti altri la Sicilia come un vero campo, un vero laboratorio di elaborazione dei vitigni, soprattutto uno studio sui vitigni autoctoni come in questo caso il Nero d'Avola. Scusate.
Vado ad accendere la candela così iniziamo la nostra decantazione. Allora, il viso e il naso non presenta difetti, quindi andiamo ad abbinare il nostro decanter. Procediamo a questo punto con il processo di decantazione. Allora, signori, il 9 Mille e una notte, da cosa deriva? Allora, Mille e una notte sono dei racconti, delle favole, e probabilmente quello che Giacomo Takis e Giacomo Rao volevano proprio andare a creare all'interno di questo vino, raccontarci un po' una favola, le storie di Mille e una notte, forse le 1000 sfaccettature della nostra Sicilia. Le 1000 sono quasi i giorni che servono per avere questo vino, 14 mesi in barrique e successivamente 2 anni in bottiglia. Incredibile, è stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti, sì, certo. Ci siamo divertiti, ma non mi nascondo che la tensione, salire su un palco per la prima volta e confrontarsi con i colleghi sicuramente è stata la cosa più importante, ma l'emozione che ho provato sul palco, ho quasi 40 anni, non ve lo nascondo, ma mi sono sentito veramente l'emozione gioca anche tutti i scherzi, sicuramente avremmo potuto fare meglio se questa emozione non avesse giocato un po' questo scherzetto, magari con piccoli errori tecnici, ma va bene così. Da questa esperienza torniamo a casa arricchiti sotto tutti i punti di vista. E mostrare l'emozione significa essere umani, non significa non essere freddi, essere vivi e caldi come il vino. Perché è un punto debole, vediamo. Quindi non devo vedere che non oggi. Laura, delle impressioni sul caldo? Ah, beh. Un po' molto caldo. Io sono un po' più cinica, giusto per strentarmi però ero troppo arrabbiata durante la decantazione perché effettivamente ero riuscita di occhi sul tutto di moto, quindi l'Etna, la spiegazione dell'Etna mi aveva già fatto tutta la prova e quindi mentre decantavo purtroppo ero arrabbiata. E questo è quello che dice lui, purtroppo l'emozione ti gioca un brutto scherzo anche di quello di scegliere probabilmente quello in cui ti senti più sicura, perché capito che la notte, una fugata, siamo in zona, tutta una bella storia, eccetera eccetera, però va bene. Avrei dovuto puntare un po' di più forse su quello che era l'empatia, quindi raccontarvi quello che è l'Etna, che nonostante oggi sia una delle cose più importanti che abbiamo in Sicilia, perché è veramente il continente all'interno dell'isola, c'è un continente a sé stante, e invece ahimè ha preferito la strada facile, quindi laddove non dovesse andare avanti sono grata di essere qui, sono grata di aver conosciuto Cristiano, Roberto, di aver incontrato Camillo che purtroppo non ci vediamo mai, di aver conosciuto Piero con il quale ho passato 2 ore e mezza al telefono l'altra mattina e ora siamo qua tutti e due, quindi è stato bello così, grazie comunque a tutti quanti. Ci diamo molto volentieri la parola. Credo che si siano visti 2 approcci molto differenti nella finalissima, no? Rispetto a quello che è il nostro mestiere. Il nostro mestiere è fatto di tanti aspetti, di moltitudini, di sfaccettature che vanno a fare
il compendio, che vanno a dare volume, ricchezza e contenuto alla figura del sommelier. Veniamo da una trasformazione profonda, che è quella che fino a 10 anni fa eravamo visti in assoluto come le persone che con competenza servivano il vino. Siamo diventati molto altro, molto di più rispetto a questo. Abbiamo mantenuto la nostra primogenitura, no? La nostra nascita, ma sicuramente avete visto che siamo così preparati, come hanno dimostrato loro, nel saper raccontare benissimo quello che è il territorio, le aziende, la storia, l'empatia, le emozioni, ma tutto rimane comunque dentro un contesto di alta professionalità, e questo è quello che facciamo. Nella finale abbiamo messo due aspetti completamente diversi, quindi una grande comunicazione, che probabilmente sulla grande comunicazione mancava l'aspetto tecnico, abbiamo visto un aspetto tecnico che ha soppreso una mancanza sulla comunicazione. Quindi non è stato facile per noi tirare fuori chi dei due ha vinto, perché tutti e due hanno fatto molto bene una fase da finale, ma probabilmente l'unione perfetta era metterli insieme, che sarebbe uscito il miglior sommelier in assoluto. E questo quindi ci rende un po' più difficile, ma abbiamo fatto il nostro mestiere. Però prima di ringraziare loro, e tutto io la parola va a Camillo, e quello in casa, quindi molto volentieri c'è l'unico. Beh, intanto grazie a tutti, un'attenzione bella, un'attenzione positiva quella che si è percepita in questi 2 giorni. Credo che sia uno degli aspetti più belli che noi possiamo fare, competere divertendoci, ma soprattutto non mancando quello che è l'obiettivo primo della nostra associazione, che è comunicare quanto di bello e di meraviglioso questo mondo del vino ci dà come soddisfazione personale, ma ci dà anche come momenti in cui noi possiamo realizzare i nostri desideri, piaceri sia professionali, ma devo dire anche umani, perché è un arricchimento, diciamo, di profonda cultura quello che ci pone il vino. Infatti le ultime domande è stata anche molto interessante e piacevole, non a caso le ultime slide, prove di comunicazione, ma in realtà bisognerebbe anche aggiungere che abbiamo visto lo spessore sia di Piero, di Laura, ma anche poi sentendo in questi giorni gli altri concorrenti, lo spessore culturale, cioè c'è una parte comunicativa che è sorretta da una conoscenza, avete visto anche storica dei personaggi, per cui sia del passato che anche dell'attualità. Noi vogliamo un po' suggellare tutto questo andandoci a parlare con i produttori, andando a parlare con le realtà che ci mettono nelle condizioni di esaltarci ed esaltare appunto questo mondo. E non è il caso che io ho coinvolto, devo dire, un amico prima di tutto e poi un grande personaggio che fra l'altro ha avuto una condizione di essere continuamente evocato spiritualmente, ma adesso lo vediamo anche fisicamente. Antonio Dallo. Io ringrazio Antonio Dallo, ringrazio la Sicilia, ci fai un saluto e poi dopo ti toccherà stare con noi perché le mani pesano un po' e abbiamo bisogno di una mano. Grazie Presidente, grazie per l'invito che hai fatto al nostro consorzio per averci coinvolto, e poi oggi questa prova è stata fantastica perché ovviamente abbiamo avuto tutti i vini della nostra isola, e poi devo dire che mi sono davvero commosso perché non solo abbiamo parlato di uno dei 2 miei maestri, perché mio padre è stato ovviamente il mio grande maestro, ma così come lo è stato Diego, perché è davvero una grandissima persona, e sono rimasto doppiamente commosso perché la presentazione che avete fatto è stata grandiosa. Quindi sicuramente tanto lavoro deve essere ancora fatto, e grazie anche al vostro contributo sicuramente diamo una spinta in più a tutti i produttori a crederci, anche ovviamente a misurarci, perché è importante avere sempre un confronto tra di noi, un confronto con voi che ci stimolate a fare sempre meglio. E poi tutti insomma hanno risposto velocemente, abbiamo dovuto stoppare, poi se no non davamo di mai alla nostra richiesta, no, di creare questo bellissimo premio in Magnum, e ti ridò la parola ringraziandovi ancora. Credo che non siano mai abbastanza i ringraziamenti a chi collabora,
un po', come dire, volontariamente un po' anche spinto, un po' forzatamente, ma ci sta, no? Bisogna un po' anche stimolarlo. Per cui ci sono delle persone che fanno parte di un'ossatura di un'associazione che magari spesso stanno un po' dietro le quinte, ma che poi sono in realtà i primi punti di riferimento, no? Magari per noi un po' più semplice perché insomma siamo davanti, ma dietro di noi insomma c'è tutto un gruppo di gente che lavora veramente con abnegazione e passione. Ne voglio ricordare qualcuno perché solo meno, perché sennò porto le mie a casa. Esatto. Maria Grazia Barbagallo, che ha un pregio e un difetto. Il pregio è quello che non sa mai dire di no, che ha anche un difetto perché qualche volta bisognerebbe dire di no. Chiaramente Tiziana, che hanno messo assieme un connubio micidiale che dicevo assieme a un'altra signora che tutti vista al microscopio potrebbero realizzare, anzi realizzano una miscela esplosiva abbastanza pericolosa. E Roberto è un amico, ci viene a trovare tutti gli anni e continuerà a trovarci. C'è Alessandro a cui gli abbiamo dato un impegno di questo concorso, ma la fatica più grossa che ha dovuto fare è quella di confrontarsi con me, cioè essendo abbastanza duro. E poi vorrei dire, pensate al posto dove siamo. Non a caso abbiamo scelto una manifestazione importante, ormai già radicata e organizzata bene, con impegno, con sacrificio, con dedizione, con grande entusiasmo e anche qualche leggero, come dire, ma che ci sta, non è il momento, anzi è meglio, quelle cose poi che alla fine, dopo magari qualche ammiccamento, qualche piccola sofferenza, poi in realtà è tutto sfociato all'obiettivo finale, che è quello di fare uscire appunto un grande evento. Qui Sicilia in Bolle ha ospitato questa manifestazione e devo dire che non potremmo scegliere posto migliore dove poterlo fare. Niente, a questo punto, fatti i ringraziamenti, avendomi salvaguardato la salute, do a te. Ricordo anche i saluti del Presidente nazionale che con grande rammarico non è qua, e Camillo sa quanto sia grande il suo rammarico per essere qua, infatti abbiamo massacrato di foto per 2 giorni Camillo ed io, però mi ha chiamato realmente per portare il suo saluto e per ringraziare tutto l'impegno che Sicilia ha messo in un evento come questo, quindi è giusto sempre ricordarlo. Ok, premiamo i terzi che sono classificati ex equo, quindi vorrei tutti e due qua i terzi classificati. Complimenti, bravissimi, io credo che siate veramente in prospettiva futura, ma quello breve, immediato, non tanto lungo, un valore incredibile per tutti noi, non solo per Sicilia, quindi i complimenti sono davvero sentiti. Vi premiamo così portate a casa un po' di oro, non so quante mani cada uno di tutti quanti. No, poi vediamo anche il... Sì, vai. Facciamo quella... Abbiamo visto che ci costa un po' di fatica. No, e adesso prendiamo qua i finalisti, dove sono? Laura e Piero, venite pure. Sì, poi facciamo le foto, guarda, tutti insieme. No, venite tranquilli, ma potete lasciare in mezzo il Presidente, va benissimo, così lo mettiamo in mezzo proprio, senso proprio figurato. Abbiamo delle richieste da fare. Allora, io devo dirvi che il punteggio che è uscito, la differenza è davvero poco, è sottile ed è una cosa che ci sta, perché questo è. Vi ho spiegato all'inizio che davvero sono stati bravissimi in metà prova, sono stati bravi per il complesso, ma bravissimi in quello che probabilmente più di confà rispetto alle sommelier che oggi sono, ma il potenziale che hanno di crescere ancora di più è davvero immenso. Quindi adesso bisogna davvero nominare quello che mi diverte a stare qua, cioè li tengo sulle spine ancora un altro po'. Scherzo. Allora,
il primo, e ci tengo a dire il primo miglior sommelier di Sicilia, quindi miglior sommelier di Sicilia 2020 per solamente 15 punti, quindi niente su 5 giurati, è Piero Giordanelli. A chi davvero è dato un soffio e ha dimostrato sul palco di avere una capacità e un'espressione comunicativa esagerata. La coppa per Laura, compresa quella giusta. Camillo. Intanto scusate, gli faccio gli auguri a Piero, sono contenta che comunque lui abbia raggiunto questo obiettivo perché ognuno di noi ha modo proprio lo merita. Io so che per lui non è stato semplice, ho un bambino piccolo a casa e quindi sono comunque veramente contenta per lui. Su di me sono troppo arrabbiata perché sono l'unica cosa che avrei potuto saper stare bene e quindi sono un po' arrabbiata, ma non delusa, solo arrabbiata. L'anno prossimo, praticamente, va bene. Voi avete vinto di non avere visto, quindi sono bravissima. Tanto comunque vi ringrazio ancora tutti quanti, siete gentilissimi, Cristiano è molto troppo simpatico, Simona altrettanto, grazie a Tiziana, a tutti quanti, grazie ad Alessandro. Innanzitutto sono ancora emozionato, ancora non ci credo in merito a quando è successo questo evento, ma sicuramente c'è un connubio, perché tutto quello che succede c'è sempre un qualcosa nel destino. Del resto anche oggi, con Biglio una notte, è andata bene, con lo stesso vino, ho sposato mia moglie. E quindi bene, sicuramente avremmo potuto fare meglio, ma ci sarà ancora tempo per fare meglio. Noi dobbiamo necessariamente fare meglio e questo ci servirà come un nuovo inizio verso un periodo anche di riflessione e cercare di migliorare nella tecnica, nella comunicazione, che effettivamente un po' questa magari è un po' deficitaria, ma sicuramente ci lavoreremo e questo servirà da sprono verso questo raggiungimento di questo obiettivo, che è sicuramente migliorare. Torniamo a casa arricchiti. Questo confronto ci ha fatto sicuramente bene, tanti di noi ci conoscevamo, con altri ci siamo incontrati qua, ma ci siamo sostenuti a vicenda. Sono stati momenti di stress, chiusi, d'albergo, sui libri, studiare, di tutto. Poi arrivi, nel testa non c'era nulla, tutto quello che incredibile. Poi c'era il nome, chi potrebbe essere, e poi alla fine sono tante cose. In tutto questo naturalmente il supporto di chi ci sta vicino non ci è mai mancato. Di mia moglie, già ve l'ho detto prima. Facciamola vedere questa bella moglie. Anche lei è della figlia Iris e se ho partecipato lo devo un po' anche lei, perché lei è stato un po' stimolo, mi ha spinto, fai, però naturalmente con un bambino piccolo, mio figlio Andrea che purtroppo non è qui a un anno, quindi torno ancora più contento a casa, non vedo di riabbracciarlo, ma non mi è mancato il sostegno anche dei miei amici, nonché del mio amato che era anche lui un concorrente con il quale abbiamo anche studiato insieme, abbiamo condiviso, ma così come
anche Alessandro D'Aruba, che è il referente dei concorsi della Regione Sicilia, che veramente ci ha seguiti anche in, come si può dire, in videoconferenza per cercare di prepararci per questo concorso, nonché anche il supporto del mio delegato della delegazione di Catania, che mi ringrazia Barbagallo. Ringrazio tutti e soprattutto ringrazio la grande famiglia AIS per averci dato questa opportunità. Che effetto fa vincere il primo concorso qui a Sicilia in Bolle, a Real Monte, la finale, il miglior sommelier della Sicilia? Ma l'effetto non ce n'è solo uno, è tutto un insieme di sensazioni. Sicuramente sono felice perché è stato un periodo lungo di studio, tanti sacrifici, soprattutto studiare la notte, quando gli impegni di lavoro, gli impegni della famiglia, che ringrazio tantissimo, mi sono stati molto vicini, però adesso c'è grande soddisfazione, ma da domani continuiamo a lavorare per migliorare sempre. Dei bravissimi candidati, grandi conoscitori del vino, grandi conoscitori del nostro grande territorio siciliano, di tutte le produzioni, davvero dall'Etna alla Sicilia occidentale, ai vini fortificati come il Marsala, ai grandi bianchi, ai grandi rossi, bravissimi conoscitori non soltanto del vino ma anche della storia del vino siciliano, e questo mi ha davvero colpito. È presidente della DOC Sicilia, che significato assume in questo momento anche parlare di vino? Beh, la DOC Sicilia è una delle più grandi DOC che ci sono in Italia, sono quasi 25.000 ettari, più di 8.500 aziende viticole, 485 aziende che confezionano DOC Sicilia, quindi sicuramente una denominazione importante per l'Italia e ovviamente per la Sicilia. Dobbiamo cercare di continuare a farla crescere per il bene della viticoltura siciliana. Lei ha citato con un po' di commozione suo padre, recentemente scomparso, che le è stato, diciamo, le ha fatto da maestro anche per la sua vita. Beh, io ho avuto una grande fortuna di avere intanto due grandi maestri, mio padre ovviamente per tutta la mia vita e poi anche il suo grande amico Diego Planeta, che purtroppo è scomparso nell'ultimo mese. Sicuramente quest'anno per noi è un grande piacere, un grande orgoglio aver ospitato il primo concorso per miglior sommelier di Sicilia, e chiaramente questa è una grande soddisfazione anche per l'evento di Sicilia in Bolle, che abbiamo, non potendo avere potuto offrire il banco di assaggi a causa del Covid, sicuramente il fatto di poter abbinare all'evento il concorso del miglior sommelier di Sicilia sicuramente è stato una cosa molto interessante. Ecco, che valutazione dà di questo evento, la prima volta che in Sicilia si fa questo concorso del migliore sommelier siciliano? Ma innanzitutto ho trovato una grandissima preparazione, sono rimasto stupefatto anche dalla, non voglio dire della scioltezza, ma la confidenza con la quale i ragazzi hanno affrontato le varie prove, per cui sicuramente è stata una bellissima finale, tesa, e come sempre anche per noi che ci siamo passati, risentire l'adrenalina da palco è il nostro pane. Che futuro prevede per il vino siciliano in questo contesto, anche diciamo, particolarmente colpito dalla crisi del Covid, un po' tutto il settore? Questa è una questione molto critica in questo momento. Io credo che comunque la Sicilia, come tutto il vino italiano in generale, abbiano le carte in regola per affrontare anche i momenti difficili. Va fatto con ragionamento, va fatto con molta attenzione, però credo che la paura devono averle altri paesi con meno storia, meno tradizione, meno cultura rispetto a quella del vino italiano. L'Italia non ha paura di niente.